48 coppie hanno festeggiato oggi in comune a Cogorno l'anniversario di nozze. La consegna degli attestati si è svolta nella sala consiliare. Come sempre è stata l'occasione per conoscere storie d'amore uniche, speciali, ricche di aneddoti, come quella di Margareta e Carl, sposati da 56 anni. Originari della Finlandia, dopo l'università e un lavoro a Londra, si trasferiscono con i loro 3 figli a Milano. Vengono in ferie a Cavi di Lavagna e in seguito comprano casa a Cogorno, dove risiedono da ormai 40 anni. E alla domanda su qual è il segreto per vivere così tanti anni assieme, la risposta è: forse perché io ho viaggiato tantissimo, non ero sempre in casa a rompere, perciò questo è un buon sistema. Infatti adesso, viaggiando molto tutta la vita, adesso lo mando giù a Lavagna a fare la spesa, perché deve muoversi. Carla e Renato sono sposati da 60 anni. Lei era cassiera alle cooperative riunite di via Rivarola Chiavari, lui l'ha conosciuta facendo lì la spesa. E quando ho visto lei, si immagini, io ho preso un colpo di fulmine. Dopo 1 anno e mezzo si sono sposati. E se qualche volta si litiga, il trucco è di avere pazienza per poi recuperare. Quando si bisticcia poi passa tutto e si va avanti. E chi è questo? Mio marito. Perché lì per lì io faccio, però faccio il giro della casa e poi dico dai, su, dai, lasciamo stare tutti i discorsi che continuiamo a fare. E allora è di lì che si va avanti e poi ci si vuol bene, dai. Dopo 60 anni c'è ancora il desiderio di stare assieme. Quando manca lei ne vedo l'ora che arrivi, quando manco io uguale. La cerimonia di stamani per il comune è un segno della tradizione, un modo per celebrare le coppie che hanno contribuito a sviluppare la comunità e un modo per stimolare i giovani di oggi. Noi ne siamo orgogliosi, anzi io la ritengo una giornata nobile per il fatto di insegnamento, sono i pilastri dell'unione di un matrimonio che dovrebbero insegnarci a ricordarci che il matrimonio è fatto per durare.